Se non mi stavo fermo me levavo pure io. Eccoci! Eccoci qua. Okay, era andato un attimo fuori fuoco. Allora, come al solito vediamo se tutto sta funzionando come deve funzionare. Mi sembra di sì. L'audio funziona perfetto. Benvenuti. Benvenuti alla quinta puntata di Beyond o Behind YouTuber. Ringraziamo l'Eccelso per questo dubbio amletico, ma che ci dà la poliedricità del nome, che in realtà era l'intento iniziale che nessuno sapeva, ma che solo io conoscevo. Quinta puntata di questa fantasmagorica serie in cui, per idea del buon Pietro, sono io l'intervistato. Però non faccio come Marzullo, non faccio le domande e mi rispongo da solo, rispongo poi, no rispondo, rispongo. Mi rispondo da solo, bastardi non ridete che poi mi vengo appresso, ma ci saranno tutti quelli che a cui ho intervistato fino ad adesso. Vi ricordo, su questa serie non si parlerà di Cagliari, o meglio si parlerà di Cagliari in minima parte e di calcio in minima parte, tutto il resto sarà per approfondire la persona, quindi in questo caso me, non so che cazzo c'è da approfondire su di me, però a quanto pare qualcosa c'è. Quindi io direi, uno dietro l'altro, di fare entrare il buon Pietro. Ciao Pietro. Buonasera ragazzi, buonasera amici. L'Eccelso, Ciao! Ciao a tutti! Tommaso Buonasera, buonasera ragazzi. e Babbo Casteddu, Andrea Mereu. Buonasera a tutti. Allora ragazzi, io sono qui ad aspettare le vostre domande. Ok. Chi vuole cominciare Adesso cominci. aspetterà per un'ora. Esatto. lasciamo questo dubbio. Senti Miro, io allora mi accodo al copione. Nome, cognome e data di nascita. E Codici fiscale anche, grazie. Giusto. Quello ci Va interessa. bene. Allora, vero nome Samir Bandinu, nato l'11/11/1996 a Roma. Altezza? Poca, purtroppo. Lunghezza? Quella non si dice, quella è un segreto professionale. No, come, scusami, come segreto? No, cominciamo male però, Milo, cioè, devi essere sincero. ma da in piedi o da sdraiato? Allora, guarda, facciamola così, almeno lasciamo un po' il dubbio. Una media, da a riposo a estrema lunghezza, dai, così almeno Ok, lasciamo allora, un po'. andiamo dai 0,2 centimetri ai 17-18. Chiaramente metri, chiaramente. Certo, Col trampolo ci arriva, Miro, dai. Mi chiamano Enel. Ok. Quando volete. Allora, inizio io, dai, così almeno rompo un po' il ghiaccio. Dai, questo è semplice, avevi detto giustamente prima, parliamo poco di Cagliari. Parliamo del Cagliari, nel senso da quanto tifi Cagliari e perché tifi Cagliari, anche se l'ho già spiegato in video e quant'altro, però dai, ridicelo. Ok, allora innanzitutto saluto tutti, un bacione a tutti ragazzi. Tifo Cagliari tendenzialmente da bambino, da quando ero piccolino. Il problema è che mi vergognavo un po' ad ammetterlo a me stesso perché era una squadra abbastanza perculata, che veniva presa in giro, tanto puntate sempre alla salvezza, eccetera, eccetera. E per un certo periodo di tempo l'ho voluto nascondere, sostanzialmente che tifavo Cagliari. Però arrivati ad un certo punto della mia vita ho fatto, tra virgolette, questo coming out e niente, cioè, sostanzialmente sono sempre stato del Cagliari, forse da un po' più piccolino magari volevo tifare altre squadre, ma più che altro perché le tifavano gli altri, non per un vero tifo. Però da quel Cagliari-Juventus 1-1 con un colpo di testa di Zola ho capito definitivamente di essere tifoso del Cagliari. Di essere diventato gay per il Cagliari, diciamo. Esattamente. Esatto. Esattamente.
No, io vorrei fare un'altra domanda per smorzare un po' questa situazione Cagliari. Tanto lo sai che a me, oltre il calcio, piace tantissimo la situazione viaggi. Quindi io ti dico e ti chiedo una meta, ma non dirmi Francia, Spagna, le solite che potrebbero dire tutti. Una meta che ti intrigherebbe, però magari fuori dall'Europa. Ok, ce ne stanno un botto, ma veramente lo un so, botto. però una. Devi sceglierne una, Se ne devo scegliere una, ti scelgo Tokyo. A Sei mani amante bassissime. della cultura giapponese? Assolutamente sì. Okay. Tant'è che in pandemia ho incominciato a studiare giapponese e per un po' l'ho portata avanti, poi mi sono rotto il cazzo. Troppo sbattimento, troppe cose, però tra tutte fuori Europa ti dico Tokyo, dentro l'Europa ti dico Barcellona. Ok. Vabbè, Giappone è una cultura molto interessante. A prescindere, vabbè, c'è comunque la storia a livello culinario per il sushi e via dicendo, perché comunque la cucina giapponese è stratosferica. Ma poi anche per gli anime, per i manga, che io, vabbè, Esattamente. da piccolino ero fissato, adesso molto meno, però prima avevo la mia cultura di anime, dai. Hai colto il pieno il punto. Senti Miro, io ti volevo chiedere una cosa. Certo, a tua disposizione, caro. Allora, la tua ragazza, quando l'hai Mhm. conosciuta, come, in quale circostanze? Perché ho sempre avuto questa curiosità. Ok, allora la mia ragazza la conobbi anni e anni e anni fa su un social che era tipo Facebook e la contattai, era il 2014 e ti dico precisamente anche il giorno, era il 12 giugno 2014 in cui l'Italia giocò, se non mi sbaglio, la prima partita del mondiale contro l'Inghilterra vincendo per 2-1. E la contattai quel giorno e poi 5 giorni dopo ci vedemmo, il 17 giugno 2014 a Piazza di Spagna e ci mettemmo insieme lì. Quindi quest'anno sono 9 anni che siamo insieme. Boia, amore a prima vista. Esattamente. Secondo me l'Eccelso comunque è il gestore di web o sotto mentite spoglie con questa domanda. Mi è un po' scocciato. Io sapevo che c'era della misticità dietro questa Assolutamente. Io Miro, se vuoi ho due domande. Ma pure 4. Allora, la prima legata al discorso delle relazioni, se e come ti sei accorto che comunque in 9 anni di rapporto c'è una crescita, e la seconda è se mi puoi fare la tua presentazione in giapponese. Oddio. Bello. Allora, sulla prima domanda io penso che la chiave sia il dialogo. Proprio la chiave di un rapporto è il dialogo e la fortuna mia è stata di trovare al mio fianco una persona abbastanza intelligente con cui poter parlare completamente di tutto, di qualsiasi cosa e di conseguenza anche delle cose che possono andare bene o che non vanno bene in particolar modo, e mi ha aiutato a maturare sotto questo aspetto, perché prima ero molto molto infantile, perché essendo lei poi la mia prima vera e propria storia sentimentale seria, mi ha aiutato a migliorare sotto questo aspetto. Quindi il dialogo è la chiave di tutto ed è una chiave di crescita per entrambi, perché capisci anche sotto quali aspetti magari bisogna scendere a compromessi, come bisogna essere in una relazione e quant'altro. Mentre per la seconda domanda è difficile perché sono arrugginito. Ti posso dire una frase semplicissima Va che bene. è tipo ciao, il mio nome è Miro. Vai. Konnichiwa, watashi wa Samir desu. Miro Porca desu. troia. Una Finissimo. cazzatina, però. Mi coglioni. Fa l'intellettuale, Esatto. Miro? Fa l'intellettuale, Miro. Cioè, no, se volevo fare l'intellettuale mettevo l'intonazione giusta, che era Konnichiwa, watashi wa Samir desu.
se volevo fare proprio ok. l'intellettuale. A me sembravi più intellettuale prima, così... Beh, forse è più tipico così. Ma dai. Ok, io ti volevo fare una domanda, Miro, invece, parlavamo prima, cioè Tommy ha detto dell'estero, Sì. parlando di Tokyo, in realtà mi ha fatto venire in mente un'altra domanda, se hai mai pensato nella tua vita in generale, insomma magari dai 18 anni in su, di andare all'estero, quindi di lasciare l'Italia? Se sì, dove hai pensato magari di andare, no? Per motivi anche lavorativi, cioè per cercare lavoro, robe del genere. Cioè, se mai hai pensato di lasciare l'Italia e eventualmente quale poteva essere la tua destinazione preferita, al di là del discorso Giappone, che penso possa essere più una cosa non sotto questo ambito, no? Il fatto magari vado in Giappone per vacanza o semplicemente per altri motivi, non per motivi Certo. lavorativi. Ci ho pensato sempre, costantemente, è un pensiero anche attuale, nel senso è l'Italia che ti porta ad avere questo tipo di pensiero, secondo me. Ce l'ho sempre avuto, ma non ho le palle per farlo, detto proprio sinceramente, perché abbandonare tutto è un qualcosa che mi viene veramente, veramente difficile, ci vuole molto, molto coraggio per farlo. E come meta mi sono sempre prefissato, da buon paraculo, la Svizzera, semplicemente per evitare di avere uno scoglio linguistico, quindi spostarmi nel bel Canton Ticino, andare lì magari a Bellinzona, a Lugano, a Chiasso e guadagnarmi quei 3.000-4.000 franchi al mese per poter vivere una vita decentemente. Se mi immagino lontano dall'Italia, mi immagino in Svizzera. E cosa ti impedisce di farlo? Cioè, nel senso, capisco ovviamente il discorso affettivo, ovviamente penso che sia il principale, però oltre a questo c'è qualcosa in più che ti spinge a non fare questo tipo di passo, ecco, perché comunque per come ne parli sembra proprio che, appunto, l'hai detto tu stesso, è un qualcosa che è un pensiero che hai da tanto e probabilmente hai anche in questo momento, per cui cosa c'è che ti frena? Così è, per curiosità. Credo semplicemente godardia, mancanza di coraggio di fare questo salto nel vuoto. Essendo una persona abbastanza metodica e programmandomi praticamente la qualunque sotto qualsiasi aspetto, andare lì senza avere nessuna base, senza avere un qualcosa tra le mani, mi mette un terrore bestiale e quindi mi impedisce di fare questo salto, ma penso sia semplicemente paura. Sì, penso che sia assolutamente comprensibile, cioè in generale quando si cambia strada, cioè non sai, no, si dice non sai, cioè sai quello che perdi, non sai quello che trovi. Esatto. Però al tempo stesso se pensi che magari la tua condizione di vita complessiva, no? Io parlo proprio a livello generale, potrebbe migliorare, magari forse ecco quel tentativo, quella spintarella te la potresti anche dare, perché comunque dici vabbè, però è una cosa che desidero io, voglio farlo. Sì, mi cago nelle mutande un po', però sti cazzi, cioè si vive una volta sola, facciamola, ecco. Vabbè, ora così questo è un discorso così, tipo a mo' di consiglio, ecco, da babbo, visto che sono babbo Castello. Ti giuro, vorrei tanto avere quel coraggio. Intanto, scusatemi, saluto anche Emanuele, Edoardo. Un bacione, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao anche Ciao a a tutti, Filippo. ragazzi. Ciao a Gabriele. Io, Miro, volevo ciao a farti tutti. una Ciao domanda. Gabri, Prendendo riferimento dalla chat, e tra l'altro faccio il proprietario del canale, ragazzi, scrivete domande così poi ci aiutate e prendiamo spunto. Allora, io non te la faccio come lui, però voglio dire, io non ho mai avuto nulla di particolarmente serio, no, in ambito sentimentale. Cioè, non è pesante magari in una certa età, soprattutto magari, che ne so, tu quindi da quando l'hai iniziata nel 2014, quanti anni avevi questa relazione? 17 anni. Ecco, quindi molto, molto giovane. Non l'hai mai trovato pesante, non ti è mai pesata come cosa l'idea di dover avere sempre la stessa ragazza? No, perché semplicemente è quella giusta, cioè non sento il bisogno di sostanzialmente, per dirla alla volgare, andare in giro e trombare la qualunque respiri. Sono abbastanza vecchio stampo, nel senso, una volta trovata una è quella, poi specialmente se c'è il sentimento dietro non mi piace.
Applausi a scena aperta. Grazie. Troppo buoni. Io invece ti volevo fare questa domanda, tornando al discorso di Andre. Che cosa cambieresti dell'Italia? E invece ci sono anche alcune cose, secondo te, che l'Italia ha di positivo rispetto alle altre nazioni? Fare anche un discorso geopolitico. Me la butti giù pesante, Tommy. Sì. Ma hai sganciato sta bomba? Porca troia. E allora, che cazzi tua? Sì. Cazzi amari, amarissimi. Allora, cosa cambierei dell'Italia? Sostanzialmente tutto, praticamente. A partire, come già abbiamo affrontato più e più volte, le riforme scolastiche, le procedure della giustizia che hanno dei tempi lentissimi, ma anche semplicemente il sistema di politica, per dirla in questa maniera. Io, politicamente parlando, mi ritengo un antifascista, se devo trovare un inquadramento politico. Il problema è che a vedere le persone che ci sono adesso mi viene voglia di ritornare alla dittatura, perché mi rendo conto di quante persone non siano in grado di vivere in un ambiente che, anche se magari a detta di molti, ma secondo me non è così, di facciata democratica, in realtà lo è, perché noi abbiamo tutto quello che può essere considerato una democrazia. Poi il fatto che non venga rispettata, quella è un altro paio di maniche. Cambierei questo, sostanzialmente, le cose principali che mi vengono in mente. E che cosa bello d'Italia è l'Italia stessa, cioè tu vai da nord a sud, da est a ovest, trovi capolavori su capolavori, cioè abbiamo sotto le mani un paese della Madonna, ma che non siamo in grado di sfruttare. È quello il problema. Guarda, anche per dirti una cazzata, però il caso dell'Eccelso abita in un cazzo di paese del nord, in provincia di Torino, non c'ha manco una 20 mega che riesce a reggere un minimo di connessione. E il nord è noto per le infrastrutture. Esatto. Cioè, ma anche qua, io nel 2023 sta reggendo il wifi incredibile, sta reggendo la connessione, ma solitamente uso l'hotspot per fare le live, cioè per farti capire, anche qua in Sardegna. Io sono entrato con l'hotspot, ma mi è ceduto l'hotspot e quindi sono passato al wifi, però... Mamma mia, che schifo. Siamo sulla stessa linea d'onda. No, comunque, a proposito di antifascismo, adesso voglio farti approfondire questo discorso. È un periodo storico strano questo, perché io mi ricollego un po' all'album di Marrakesh, che effettivamente è vero, è così. Cioè, questo è un periodo storico dove ognuno pensa al proprio singolo, alla propria individualità, e non si pensa mai al collettivo, cioè nel senso, penso a cosa devo essere io, a cosa devo sembrare agli occhi degli altri, cioè devo per forza identificarmi in qualcosa perché altrimenti non vivo, però non si pensa al collettivo. E infatti, cioè, questo è anche una sorta di collegamento, questo è un discorso generale che non c'è solo in Italia, però è un collegamento che si può fare anche in Italia, perché quanto cazzo servirebbe il collettivo in questi anni soprattutto, e invece niente. Purtroppo. Voglio farti approfondire questa tematica. Ti dico che non sono molto d'accordo con te, nel senso, questa cosa la notavo negli anni scorsi, negli ultimi anni ho notato che in realtà c'è un po' più di collettività. Per dirti, per esempio, tra i giovani ho visto molta più manovalanza politica, diciamo, un giovane molto più interessato all'aspetto politico, all'aspetto anche socio-economico del luogo in cui viviamo. Quindi giovani interessati a questioni ambientali, giovani interessati a questioni scolastiche. Diciamo, c'è un leggero cambio di tendenza, secondo me, rispetto al passato. Il problema è che lo si fa andando indietro nel tempo, perché che tu mi vai a manifestare contro l'Italia che
inquina, trovami un paese che non inquina, cioè se devi protestare vai in Cina, non in Italia. Certo, l'Italia è carnefice anche lei, ma bisogna anche calcolare le svariate proporzioni. Occupando una cazzo di strada, mettendoti seduto, non ha senso. Non ha senso, perché tu stai facendo una protesta giusta, ma nella maniera più sbagliata, e non porti persone dalla tua parte. Al completo Miro opposto. secondo me è andato con gli attivisti sul raccordo a Roma. Ma chi se l'incula? Ma chi se l'incula? Si è sdraiato lì in mezzo alla strada, ha detto qua non passa nessuno. No, che poi vi faccio questa domanda a voi. Ma, e mi dovete rispondere, anche se già so qual è la risposta. Ma buttare una zuppa su un quadro serve a cambiare il cambiamento climatico? Mamma mia, quella cosa, che fastidio che mi ha dato. Che Beh, ovviamente sì, ovviamente certo, la risoluzione esatto. definitiva, ovviamente le persone ti inquadreranno come un grande attivista, no? Come uno che merita l'attenzione che c'è, assolutamente sì, e ovviamente sono ironico, ci mancherebbe altro. È ovvio. Anche Che perché schifo, poi veramente. una zuppa su un quadro non è inquinamento stesso, cioè mi sfugge la logica del gesto. Penso sia uno dei movimenti più stupidi che abbiamo fatto in questi ultimi anni, comunque. Cioè, questo proprio superato tutti quanti. Mi hai menzionato proprio l'esempio più stupido di certi movimenti, che possono essere anche alla base corretti, però poi è una contraddizione dietro l'altra, semplicemente. Ma concettualmente parlando ha anche la sua logicità, è il come. Ma Pietro, hai alzato la mano, vuoi la parola? Esatto. Siamo a scuola. Pietro, Prego, hai signor alzato la Pani. mano? Hai alzato la mano? Ok, puoi andare. Ma stai zitto, Tommaso, che cazzo vuoi? Boni, state buoni. Boni. Miro, io avrei una domanda per te. Ma a proposito di movimenti, comunque di cercare delle risposte facendo attivismo, no? Tu hai parlato due live fa, hai fatto vedere il post che hai nel tuo Instagram dell'occupazione del tuo liceo. Io ti voglio chiedere, siccome credo di sapere il motivo per cui l'hai fatto, perché le occupazioni per quel motivo si fanno, ti chiedo quanto ti dà fastidio sentire da parte dei media una riluttanza da parte di chi occupa le scuole o le università, facendolo per far capire che ama quegli ambienti, perché parliamoci chiaro, uno studente che occupa la scuola, un rappresentante che organizza un'occupazione, lo fa perché ama talmente tanto quel luogo, perché sa talmente tanto che quel luogo potrebbe portare grandi benefici a chi lo frequenta, che quando vede che le cose non vanno cerca di fare atti forti. La storia ce lo insegna che le più grandi rivoluzioni nascono da gesti forti che fanno rumore. Quindi ti chiedo quanto ti è piaciuto in quel caso specifico fare occupazione, ma in generale quanto ti è piaciuto cercare di renderti utile per il bene del tuo liceo, quindi quanto ti è piaciuto anche essere studente e se ha influito sui tuoi voti, sulla tua carriera, eccetera. E poi ti chiedo quanto ti dà fastidio che da parte dei media ci sia molto snobismo, mentre vediamo che in Francia per la minima cosa che va male protestano subito. In Italia abbiamo la paura nel DNA, abbiamo il finto buonismo. Prego, a macchinetta puoi andare. Ok, allora, per quanto riguarda la mia versione studente, ci tengo a precisare che liceo il cazzo, io andavo ad un professionale, facevo l'alberghiero, quindi... Vabbè, dai. Comunque, essere studente in Italia non è così appagante come dovrebbe essere, perlomeno secondo quello che è il mio modello scolastico, che segue un po' il modello finlandese, non so quanti lo conoscono. È bellissimo. È fantastico quel modello perché ti impara a vivere, che è una cosa che la scuola italiana non fa e dovrebbe. Diciamo che come studente non sono mai stato uno studente modello, nel senso che
non facevo casino in classe, però facevo il minimo indispensabile, cioè non studiavo mai a casa perché preferivo non fare un cazzo a casa, però stare attento quelle 6 ore a scuola e fare tutto lì. E l'atteggiamento che hanno invece i media nei confronti di chi occupa è imbarazzante, perché poi quando sento da una ministra, adesso non mi ricordo per cosa, che i giovani italiani sono chiusi, quando io mi facevo chilometri per lavorare in un call center a 200 euro al mese solo come rimborso spese, mi fa un po' girare il cazzo. È vero, l'italiano ha la mentalità che è meglio non cambiare le cose perché almeno c'è qualcosa di cui potersi lamentare. Quindi Bravissimo. è meglio lasciarlo così piuttosto che fare un qualcosa per cambiare effettivamente la questione. Sotto l'idea scolastica noi più volte abbiamo occupato perché la nostra scuola, come dissi anche tempo fa in una live, era andata anche a finire sulle Iene per i famosi contributi volontari, cioè contributi spontanei che un alunno può o non può dare alla scuola. Da noi venivano spacciati come obbligatori, quindi costretti a pagare 200-300 euro in più oltre all'iscrizione. Abbiamo lottato per tanti diritti, uno fra tutti una cazzata impressionante, ma noi abbiamo dovuto lottare senza nemmeno ottenerla, semplicemente la carta igienica nei bagni, per dirne una, perché noi non avevamo la carta igienica nei bagni. Cioè, sono cose banali, ma che in un ambiente scolastico in cui un giovane si ritrova costretto a vivere metà della giornata, fa tanto. E secondo me responsabilizza anche il giovane. Il problema è che se un giovane prova a parlare viene snobbato proprio perché è giovane e lui della vita non sa un cazzo. Si dà per scontato questa cosa ed è sbagliata. Lì è un grande sbaglio. Però io vedo Andrea che è troppo in silenzio. Io ho una domanda da Andrea adesso. Io stavo ascoltando Miro, cioè nel senso, siamo in 5, te sei l'intervistato, noi siamo gli intervistatori, Pietro ti ha fatto una domanda assolutamente ottimale, quindi ci sta che io stia in silenzio, cioè solitamente parlo anche troppo, quindi se sto zitto incazzati Andrea, incazzati, ribalta la live. Esatto, è arrivato il momento, cioè ero qui che non mi facevo i cazzi mia e mi viene a rompere i coglioni, ma vaffanculo. Vabbè, allora, a parte questo, allora no, io vabbè, stavo ascoltando, in realtà stavo pensando in realtà a che domanda farti, perché nel senso volevo che si conoscesse più la persona, come giustamente hai detto all'inizio della live, però stavo pensando a quale domanda giusta fare, perché qui si parla di politica, si parla di tante cose e niente, ci devo pensare. Dai, Tommy, fai una domanda. Aspetta, ok, Tommy. Vai. Aspetta, Tommy, che ce ne stanno un paio a cui non ho risposto. Giusto. Qua in chat, e quindi stavo guardando anche io. Ci sono anche benissimo. loro. Io non vedo la chat, per cui anzi, se voi leggete è meglio. Sì, allora vediamo un po'. Allora, questa domanda risponde l'Eccelso e già sappiamo la risposta. Dai, di Niki, dai. Sì, certo. Ecco. Beh, ovvio. è simpatica, a differenza delle altre, no? No, Miro, ma chi cazzo le segue? Ma chi se le cula? Cioè, la prima, se tu non pubblicavi le foto su Instagram, manco la conoscevo. Che poi capito, Mattia va in discoteca a trombare e poi fa i discorsi moralisti sulla simpatia. Questo mi ha fatto venire in mente una domanda per dopo. Bene, bravo Pietro. Intanto, Mr. Kag, il sistema pensionistico cosa dovrebbe fare uno Stato? Mr. Kag, se io avevo una risposta non stavo qui, te l'assicuro. Purtroppo non stavo qui se avevo una risposta. Dove stavi, Eduardo. Miro? Se avessi avuto una risposta, dove stavi? A Montecitorio, ovviamente. Marco, che sport ti piaceva fare da ragazzo? Non si vedrà mai, però laggiù c'è una foto, anzi, mo la vado a prendere. Attenzione, attenzione, colpo di scena, incredibile.
Scatto di Paolazzi sulla fascia. Finta Attenzione. contro finta, attenzione, ubriaca l'avversario, lo fa sedere sulla sedia, eccolo che si gira. Incredibile. Vai, prego. Questa è una quota di repertorio. Miro, mettiti in primo piano però, così si vede di più. Ecco. In primo piano, aspetta. aspetta. Esatto, solo tu. Levaci tutti, esatto, bravo. Esatto, così. Ecco qua. Bello. Mamma mia. Che spettacolo. Che spettacolo. Chapeau. Tanta roba. Qualità, Ventola. Assolutamente qualità. sì. Assolutamente Senti, ma eri sì. uno scarpone ed eri un giocatore forte? Allora, visto che devo puntare sull'onestà e io sono una persona molto molto onesta, ti devo dire che per anni mi hanno preso in giro perché una volta, all'epoca giocavo come portiere, mi subì gol da una ragazza direttamente da calcio d'angolo e mi hanno preso per il culo non sai quanti anni. Vabbè, un'esperienza comunque. Sì, però, oddio, non ti saprei dire perché ho smesso veramente, veramente presto. Quindi, se avevo un potenziale non lo saprò mai, ecco. Secondo me il calcio dipende anche molto dall'ambiente in cui capiti, Vero, Sì, vero. ma Vabbè, certo. diciamo che sono successe varie cose, nel senso, non mi convocarono per una partita, mi feci rodere il culo, era il 2005, perché appunto ci fu la morte di Giovanni Paolo II e quindi sospesero tutti i campionati, anche quelli dei pulcini. Non mi convocarono perché io pensavo che ce l'avevano con me, quando in realtà era semplicemente perché era morto il Papa e hanno bloccato tutto, e ho deciso di smettere di giocare a calcio. Ma No. Che storia incredibile. Non ci credo. È fantastica, è fantastica. Assurdo. Tutto per colpa di un Miro, po'. io ti volevo fare una domanda, ecco, mi è venuta in mente, no, Vai. non quella che mi ha fatto venire in mente Pietro, quella me la lascio per dopo, Sì. diciamo in seconda serata. No, allora, volevo chiederti, a livello lavorativo, perché io penso che ognuno di noi avesse... cioè, abbia avuto un desiderio, no? Cioè, in qualsiasi età, magari più o meno grande, di fare qualcosa da grande, di diventare qualcuno, da professione in particolare. Ecco, io volevo chiederti qual è stato il tuo desiderio per diverso tempo, ecco, quello più ricorrente, e se hai provato a inseguirlo in qualche modo, o se ti piacerebbe, ecco, rispetto adesso, se tu fossi ancora in tempo, diciamo, per poter fare qualcosa per raggiungerlo. Allora, lavorativamente parlando, io ti dico che ho sempre puntato tanto esattamente su questo, sul diventare uno YouTuber, fare video, eccetera. Cioè, questo era quello che io mi immaginavo come il mio lavoro. E un po' per miei errori, un po' per mancanza di stimoli continui, ho sempre trovato una strada un po' sbarrata, e a volte sono stato io stesso a sbarrare questa strada. Però è questo il lavoro che vorrei fare. Anni fa avrei detto l'allenatore, però non ci ho ripensato, e comunque mi piacerebbe avere sempre un ruolo nel mondo del calcio, che possa essere, per dirti, uno YouTuber calcistico, magari un grafico, per dirti, di qualche pagina di qualche società calcistica, comunque un ruolo inerente al calcio, perché è uno dei pochi argomenti con cui credo di poter parlare per cognizione di causa. E senti, riguardo al discorso del grafico, visto che secondo me, vabbè, io parlo da persona che appunto non sa fare una grafica veramente decente, e invece secondo me tu sei bravo da questo punto di vista. Ti sei mai proposto, hai provato in qualche modo a girare comunque il tuo materiale, promuoverti comunque da qualche parte, insomma, nella tua idea appunto di collaborare, come hai detto te, con squadre di calcio, anche magari non lo so, di serie minori, comunque insomma, che potessero permetterti di darti una vetrina, non lo so, comunque cose del genere. Non sai quante volte. Okay. Tantissime, però non ho mai ricevuto risposta. Sempre dato picche.
e quindi a una certa ho anche smesso di provarci, perché immaginavo quale sarebbe stata la risposta, o meglio, quale sarebbe stata la non risposta, e quindi ci ho provato tanto, ma sfortunatamente mai realizzato. Senti, un'ultima domanda e poi mi chiedo per un po', visto che appunto citavi, no, il discorso YouTuber, cioè il fatto di voler comunque fare quello che sostanzialmente stai facendo, al di là del discorso Cagliari, c'è qualcos'altro che magari vorresti fare con questo strumento, cioè con questa modalità, che siano live, podcast, insomma, che sia la qualsiasi, un'altra tipologia di argomentazione che ti sta a cuore, che magari ce l'hai, però anche lì non hai avuto il tempo, la voglia, il coraggio di provare a intraprenderla? Che sia fuori dal mondo calcio, sì. Visto che, ok, abbiamo detto calcio, Cagliari, cose del genere, però ecco, qualcosa di esterno. Bella domanda, perché più o meno un po' tutto. Ovviamente il calcio rimarrebbe il focus, perché è quello con cui potrei parlare di più con cognizione di causa. Però extra Cagliari ed extra calcio mi sarebbe piaciuto fare veramente un po' di tutto. Sono sempre stato appassionato al gaming. Io in realtà nasco a livello di YouTube come uno YouTuber di gaming, parlando di videogiochi. E quelli vanno tantissimo, tra l'altro, cioè nel senso... Vanno tantissimo, sì, ma devi avere anche una strumentazione adatta per poter fare quella tipologia di video. Certo, chiaro. Che è un costo, diciamo, non irrisorio. Ma sai cosa anche del gaming, secondo me? Che c'ha bisogno di un pubblico completamente diverso rispetto al resto. Cioè, non ti segue lo stesso pubblico indipendentemente perché porti il gaming. Certo. Cioè, il gaming, anche a livello di età, no? Che segue il gaming, è sempre, poi ricambia gli interessi sui giochi. Però alla fine è sempre quella fascia che va dai 13 ai 18, più o meno, come gaming. Vedo anche direttamente su di me, cioè fino a qualche anno fa li guardavo tantissimo, adesso no. Certo. Sì, è vero. Poi adesso bisogna considerare che c'è anche Twitch di mezzo, e quindi il gaming si è anche spostato. Sì, ma io infatti quando prima ti dicevo, cioè può essere YouTube, può essere Twitch, può essere, cioè, qualsiasi mezzo social che ti permetta appunto di da casa tua, perché la cosa bella è quella che poi uno lo può fare tranquillamente anche da casa sua, però ecco, qualcosa magari che ti potesse appassionare a tal punto da provare un'altra tipologia di avventura rispetto a quella prettamente calcistica. Ecco, era questo il senso. Poi certo, sicuramente come hai detto te, la strumentazione e quant'altro è un dettaglio di non poco conto. Tra l'altro vi interrompo un attimo perché rispondo a un altro paio di domande e poi sarò tutto vostro, ragazzi, solo per voi 4. Però rispondo a un paio di domande. Allora, questa di Alessandro. Volevo chiedere a Miro, intanto sera a tutti ragazzi, ovviamente vi saluta. Volevo chiedere a Miro se gli sarebbe piaciuto frequentare l'università o comunque si penti di non aver proseguito gli studi. Assolutamente non mi pento, Alessandro, non ho mai avuto l'intenzione di frequentare l'università, né tantomeno potrei, perché non ho completato le superiori, però non ho mai avuto questa cosa di andare all'università e non mi sono mai pentito. No, non era questa la domanda, era di Ale. La cucina regionale che mi piace di più è la mia, quella del Lazio, perché carbonara is life. Ma zitto va. Che a parte la cioccolata alla nocciola, che cazzo c'avete lì? Dai, su. Domanda un po' particolare. Roma pro e contro. Com'è effettivamente vivere a Roma, e personalmente cambierei città per come si vive, perché non si vive benissimo a Roma. Pro è il fatto che è una città storica con una storia millenaria. Contro è che è estremamente sporca, estremamente difficile da controllare, estremamente difficile da gestire, carente sotto qualsiasi punto di vista, che serve per poter vivere bene in una città. Quindi se tu abiti davanti al Colosseo, te apri e vedi tutto il Colosseo, bella Roma, grazie al cazzo, ma vai un po' più in periferia e diventa una città invivibile. Altra domanda, questa un po' paracula, hai mai pensato di fare una live con la luce accesa? Assolutamente sì, il problema è che sfarfalla la webcam. Ecco perché
se no l'avrei assolutamente accesa. Intanto Ale, perdonami, non rispondo alle domande sul Cagliari, però ti dico il mio videogioco preferito di sempre è Heavy Rain. Proprio veloce Alessio, voglio chiederti a che età è stato il tuo primo bacio? Sinceramente non me lo ricordo, penso 13-14 anni comunque. La prima volta a che età? 17 anni. Sono un po' tardivo. Madonna. Tranquillo. Altro che tardivo, qua c'hai un ammasso di morti di figa praticamente, tranne Andrea che è sistemato per sempre. Sì, vabbè, quel senso sì, quello sicuramente. Prima di conoscere Elisa, anche io come Miro, io sono old style, quando raccontavo, cioè io ho fatto l'applauso non ironico, ma perché la penso esattamente come lui, cioè ho avuto poche esperienze e quando sono stato convinto di aver trovato quella giusta, ho detto ok, ciao. Quindi assolutamente. Giusto. Aspettare un attimo che sto cercando una cosa, perché Nicola mi ha chiesto qual è la mia canzone preferita di Night. Io, nonostante sia la mia preferita, me la scordo sempre. Comunque è una delle volevo prime. dire una cosa, che all'estero, Dimmi. quando vado e conosco delle persone, io cerco sempre di denigrare Roma. Io la detesto, ti giuro. Cioè, nel senso, allora, bella se ci stai proprio così, che ne so, ti cancellano il volo, ci sto un giorno, che bella. Nemmeno 3 giorni? Nemmeno 3 No, giorni. no, perché poi mi sta mettendo il fastidio. Allora, o me ne vado nei colli a fianco dove si è un po' più tranquilli. Io vi giuro, a Roma ci sono stato diverse volte perché c'ho degli amici, ma veramente io non riesco, vi invidio chi vive a Roma e riesce a viverci. Io non ce la farei. Abitudine. Troppo casino. Comunque, per rispondere alla domanda di Nicola, è No Story, perché me la sono dovuta andare a cercare, se no col cazzo che me la ricordavo. No Story. Ecco, domanda, miglior concerto nella quale sei andato? Che tanto questa è una domanda veloce. Tutti di Caparezza, tutti quelli di Caparezza a cui sono andato. Cultura, ci sta. Esattamente. Tanto sono quasi finite. Andresti a vivere in un altro paese se avessi il coraggio? Sì, assolutamente sì. Su Giorgia Meloni glisso totalmente perché parla da sola. E sì, quindi l'ho fatto con la mia ragazza attuale, la mia prima volta. Detto questo, ritorno a voi. Se avete domande, fatele. Non ho più saliva. La voglio da Mattia, cazzo. Vai, anche io lo so. Infatti, dai, Matti. Io Matti Cirari. Adesso, Dai. Allora, caro Miro, di cosa possiamo ancora parlare? Vabbè, ma in realtà sai cos'è? Io ti vorrei chiedere della religione, ma già lo so. Però vogliamo il rapporto tuo con la religione, che relazione c'hai? Perché ne avevamo parlato nella mia live, però magari qualcuno se l'è perso e qualcuno vuole sapere. No, ma tra l'altro è il rapporto anche di Miro che ha firmato i patti lateranensi. So pelato ma non so Arduce. Vedo la somiglianza, ora che ci pensi. No. Allora, il mio rapporto con la religione, sono ateo, tranquillo, però non sono uno di quegli atei che tira il porcone ogni 3x2 per il gusto di farlo, cioè non me ne frega un cazzo della religione. Sono molto più tendente a una chiesa sotto forma di arte più che di istituzione religiosa. Mi piace più sotto quell'aspetto. E basta, principalmente quello. Ho fatto la comunione perché lo voleva mia nonna, per fare piacere a lei. Ho fatto la cresima solo per essere il padrino di battesimo di mio nipote, ma non avrei preso nessun sacramento fosse stato per me. E senti, no, ecco, qua in Sardegna ci sei mai stato? No, mai. Bene, non ci andare. No, che cazzo vuoi? Scusami. Che cazzo vuoi? Volevo terrorizzare qua. Madonna, se torni giuro ti ammazzo di sprangate, veramente. Bravo Pietro, tagliene belle pesanti, anche da parte mia. Mamma mia, che brutto che sei, come Torino.
brutti proprio. Vabbè, allora. No, Pietro, deprimente io non come ti- Torino. Io non ti rispondo Sì, neanche. Torino è Pietro deprimente. che è stato in un posto che probabilmente non era neanche Torino, ma era provincia. Ma l'hai stai scelto in zitto, ma che periferia. ti giustifichi di continuo. Ma stai zitto, stai. Non sei entrato neanche a 10 km dal centro, Pietro. Ma meno male, ma meno male. Pietro. Allora, No, non so come ti domanda prendo a per Tommy strangare. Andrea. Domanda per Tommy Andrea. Cagliari vi piace, al di là della Sardegna e quant'altro? Cagliari in sé vi piace? Beh, Cagliari sì, è una signora città. È una città molto tranquilla rispetto alle altre. Per avere così tanti abitanti, perché comunque non è a pochi, sono oltre 100.000 È molto abitanti, popolosa. ed è molto tranquilla, cioè sembra quasi magari ci sono città che hanno lo stesso numero di abitanti, ma che sono proprio che magari ogni giorno sono troppo chiassose. Cagliari è molto più tranquilla, è vicino al mare ed è veramente una meraviglia, cioè per come è stata costruita e per l'organizzazione della città è veramente top. Sì, confermo anch'io, quelle volte che ci sono stato mi ha dato proprio questa sensazione, nonostante comunque una densità demografica abbastanza importante, ovviamente il capoluogo di regione, insomma, però anche a me ha dato questa sensazione, quindi sì. Perché a te che Secondo sensazione ha dato? Secondo me quella città mi è maledetto io quando ci sono stato. Ma quanto ci godo. Sì, ma allora, quanto... raga, allora, uno che viene allo stadio del Cagliari, non piove mai, stranamente Cagliari-Milan, diluvio universale. Quando eravamo andati con Nord, diluvio universale. E si è preso pure il diluvio universale per farsi una foto con i giocatori. Cioè, ragazzi, diciamo che i retroscena più clamorosi ci sono dalla seconda esperienza, però visto che già ho diciamo affrontato questo tema off camera con grandi difficoltà, non ci ritorniamo sopra, però diciamo che Cagliari, con le esperienze che ci ho avuto, potrei mettere nella lista vicino a Roma come città ostile. Vabbè, ma secondo me te le cerchi tu, perché veramente sei l'unico che ha avuto problemi a Cagliari, davvero. Miro, io ho una curiosità. Vai. Legata, cioè non voglio entrare nel tema Cagliari, ovviamente ti faccio solo sta domanda un po' off topic. Se mai cioè, nella migliore delle ipotesi tu diventassi social media manager del Cagliari, saresti esplicito o cioè quindi ti faresti licenziare dopo una settimana oppure saresti fedele agli ordini della presidenza pur di ricevere uno stipendio? Bella domanda, perché non vado a lavorare per la gloria, vado a lavorare per i sordi, quindi sarebbe un problema. Proverei a fare la paraculata, quindi allacciare E la dove sono frecciatina. gli ideali, Mero? Gli ideali! Culo. Al Gli supermercato non pago con gli ideali. Le occupazioni! Ma vattene a fanculo. Voglio vedere al supermercato, mi dai netto prosciutto, compro con gli ideali. Vai, ci voglio proprio vedere. Ci voglio proprio vedere. No, farei la paraculata, nel senso direi quello che penso, ma non in maniera così esplicita e netta da meritarmi un licenziamento. Ci sta. Bisogna essere onesti. Vivere per lavorare o lavorare per vivere? Lavorare per vivere, non vivere per lavorare, perché quella ne è più vita. Giusto. E attualmente in Italia nella media si vive per lavorare o si lavora per vivere? Secondo si vive te? Per lavorare, purtroppo. Che si inizia con lavorare per vivere, ma si finisce con vivere per lavorare, purtroppo. Almeno una media di 8 ore al giorno c'è sicuramente per i lavoratori medi italiani. Sì. Che comunque non è poca, non è veramente poca, anzi. So tante ore. Poi rapportato al guadagno rispetto al costo della vita. Bravo, cioè, bravissimo. Lasciamo perdere. Bravissimo. Che lì ci sarebbe un discorsone. Purtroppo il discorso è quello. Staremmo altre ore a parlarci di sta cosa, perché è imbarazzante. Però è l'Italia. Già. Attenzione, qua Nicola ha sganciato una bomba dalla chat che è abbastanza intrigante.
Vero, questa qua. Esattamente. Un'opinione impopolare e scannata, può essere calcistica o no? Io ne ho diverse di opinioni impopolari. Inizia te, visto che sei Comincio quello io? che... Esatto. Allora, Vai. i Gender Fluid sono una rottura di coglioni. Vabbè, ma non è impopolare, scusa, dai. No? Ah no, è impopolare? In questa live no. Nel 2023 ormai è impopolare. Sì. Vai, ora tocca a voi. Pietro, dai. Non so se dirla o meno, ma penso che me ne da sbattere il cazzo. Vi dico che chi non è, perlomeno non riconosce che gli ideali di base di sinistra siano quelli che portano un mondo migliore, per me è una persona che non ha studiato storia. Per me chi non è antifascista non ha studiato la storia. Benissimo. Ora l'Eccelso. No, però secondo me ci dovrebbe essere, scusa, allora lui la dice qualcuno ha qualcosa in contrario con Pietro? No, in realtà io sono d'accordo. Allora io in realtà non sono completamente d'accordo su questa cosa, nel senso che... ok, Vabbè, allora io l'ho esprimi. detto molto generale, Matti, ovviamente. Quindi No. prego. Secondo me appunto, vabbè, l'antifascismo è chiaro, cioè chi non è antifascista vuol dire, non è che esiste la via di mezzo, cioè o uno è antifascista e vuol dire che è una persona intelligente, o se uno è fascista è una persona non stupida. capisce un cazzo. Esatto. Sul fatto di alcune idee di destra che possano poi, che tutte le idee di sinistra storicamente abbiano portato a cose buone o abbiano avuto cose positivi, non sono d'accordo. Però, beh, certo, se le applicano tutti. Ma infatti io sono dell'idea che l'estremismo da una parte e dall'altra sia sbagliato a priori. Certo. Non è vero, zitto, viva il comunismo. Zitto. Ecco, ora sono in disaccordo con Pietro. Ora sono in disaccordo con Pietro. Viva il comunismo e viva la libertà. Pietro, guarda, un po' di rosso c'è, E no, quello è il microfono del capitalismo. Bravo. Che sorci che siete. Allora, Matti, visto che siamo in tema politico, voglio essere impopolare anch'io, perché un po' di storia l'ho studiata e dico che secondo me Mussolini, nonostante ovviamente non sia d'accordo con la metodologia con cui è andato al potere, le stronzate ovviamente fatte, legate ovviamente all'essersi alleato con la Germania, aver fatto quello che ha fatto con gli ebrei, quindi eccetera eccetera, però secondo me Mussolini, pur nella maniera sbagliata, però ha fatto anche del bene a livello, cioè diciamo di riforme magari, non lo so, di infrastrutture, queste cose qua, almeno per quel che ricordo io storicamente qualcosa di buono l'ha fatto, cioè non ha fatto tutta merda, poi è chiaro che la merda che ha fatto pesa molto di più rispetto a quelle cose. Questo è il senso, ecco, però, diciamo, questa è la mia. Io sono ma ti hanno raccontato cazzate, Andre. Io voglio che parlino Pietro e Miro, perché scusa, abbiamo parlato il rosso, il comunismo, l'ideale Pietro e Miro, rispondete voi. Cioè, tu stai a fare tutto questo e non di la tua unpopular opinion. Esatto. Che toccava a te. Ma vergogna. Che tanto poi dirai, l'8 marzo è una cazzata. Che ti devo dire? Mussolini ha fatto pure delle cose buone, sì, è morto. No. Secondo me invece questo è un falso mito. Ha inventato il bungee jumping, ecco. Lo stadio olimpico prima si chiamava Stadio Mussolini, effettivamente, stadio intitolato a Benito Mussolini. Ma sì, in realtà io scoprì tempo fa che la città di, correggetemi la pronuncia, Arborea, sì. Arborea, infatti, prima si chiamava Mussolinia.
No, non ci credo. Veramente, adesso sono curioso, voglio cercarlo. No, sono curiosissimo. Latte Mussolini. Lo stavo per dire. Arborea. No, ragazzi, è una cosa incredibile. Arborea e Mussolini. Aspetta. La città che fu la Mussolinia di epoca fascista. Che disonore. Che disonore. Mamma mia. Questa Vabbè, non ma sapevo nemmeno io. considerando il mare di Arborea, ragazzi, io vi invito, tra l'altro, e vabbè, spero sta, per voi dai. che... No, il peggiore mare della Sardegna. Esatto. Cioè, vi auguro di non andarci. Esatto, mamma mia, veramente fa schifo. Arborea sì. e Sassu, che tra l'altro solamente per il latte, la provola, questo va bene, sì, ma per il mare no. Per il resto niente, zero. Assolutamente. Comunque l'unpopular opinion dell'Eccelso, dai. Andres, infatti. Secondo me, Andre. No, aspetta, ma scusa, ma io stavo rispondendo. Datemi ma chi se ne frega? Secondo me la cosa che Mussolini ha fatto anche cose giuste è un po' un mito che si è creato. Cioè, nel senso, se poi uno va a vedere nel pratico, io le cose giuste, cioè io onestamente la trovo abbastanza da ribrezzo attorno alla figura che tu magari, cioè lo trovi sicuramente anche tu, non voglio dire che non hai detto questo. No, ragazzi, no, assolutamente. No, è chiaro. Però secondo me la premessa è stata chiara. Le cose giuste cioè veramente secondo me non ci sono. C'è anche le infrastrutture, ok, le stesse ferrovie ma era un meccanismo proprio per avere tutto sotto controllo dello Stato, lo Stato padrone che controlla tutto. Cioè secondo me ogni sua azione è stata, se viene analizzato, è chiaro, terribile. No, io infatti ti ho detto sul fine, non voglio far passare che quello che disse Machiavelli, cioè il fine giustifica i mezzi, sia appunto corretto, nel senso sto dicendo semplicemente che magari con il suo fine sbagliatissimo, quindi ti ho detto già la premessa è stata la modalità con cui è andato al potere, nel senso questo è evidente. Questo è ovvio, però stavo dicendo magari nel suo periodo qualcosa magari di più che altro penso alle infrastrutture, perché ripeto diciamo per i periodi scolastici, almeno per questi defusi che ho in questo momento nella mia testa, ricordo che qualcosa comunque fece da quel punto di vista. Fece, mi sembra, anche qualcos'altro, in questo momento dovrei andare a ricercare perché sono un po' arrugginito. Però è ovvio, ciò non giustifica quello che poi ha fatto a livello generale, cioè assolutamente, questo ci mancherebbe altro. Però ecco, visto che si diceva di opinioni impopolari, magari per ricordi storici mi ricordavo che qualcosa magari di buono lui l'avesse fatto, punto. Poi il resto credo che... Ragazzi, questo commento è bellissimo, Grande Vincentone. Camerata Millico. Ora vogliamo l'unpopular opinion di Tommaso. Allora, io in realtà una l'ho tirata ed è anche molto pesante, cioè a me Cagliari non fa impazzire. Ok, è vero. Allora, no, devo essere sincero, cioè di per sé secondo me è una città molto, molto vivibile. Da turista, tipo quando dopo che ci sono andato io, un mio amico mi ha detto vado a Cagliari una settimana, dico Cagliari una settimana, cioè veramente ti infili 2 o 3 mani nei coglioni, è ricchissimo. E obiettivamente è una città che in un weekend te la vivi anche, cioè te la godi, è molto molto piccola, cioè non andrei lì a farmi una settimana. Ma allora però scusami Matti, cioè dobbiamo quindi scindere le cose, cioè nel senso, perché allora ti hai detto ad esempio di Roma che è invivibile e lì è una cosa, Cagliari quindi, cioè l'opinione su Cagliari non è positiva rispetto al fatto che ti fai 2 maroni dopo 2 giorni, quindi a livello turistico di attrazioni, ok, quello, non come città da viverci eventualmente. No, paradossalmente è una città super vivibile, cioè bellissima. Ok, no, infatti volevo capire questo, perché infatti la mia sensazione, infatti quello che hai detto te adesso conferma la mia e la sensazione anche di Tommy, cioè nel senso che comunque sia una città che ci si sta, nel senso ci si può vivere tranquillamente. Poi magari dico, io per un insieme di fattori ho avuto delle esperienze tra la prima e la seconda volta. Vabbè, ora lo so. Quello sei tu. Sei una calamita, cazzo tu. Quindi lo so che a te quando ti hanno portato la pizza la prima volta non te l'hanno tagliata, non c'avevi le forchette, ho capito, però insomma no, bellissima. La mia preferita è l'esperienza all'hotel.
Ti avevano rotto i coglioni. Miro, scusami, posso chiederti se probabilmente mi assento per 5-10 minuti, poi Vabbè, vai rientro. tranquillo. Torno Vai fra un po', tranquillo, non ti ragazzi. preoccupare. Comunque io stavo pensando, cioè tu Matti ti lamenti che a Cagliari, ma è frizzato? È frizzato l'Eccelsior. No, non ci credo. Eccolo. Pensavo che fosse serio. Pensavo che fosse Mamma mia. concentrato. Matti, ci senti? Ciao. Ah, ciao! Sì. Con le mani, ciao ciao. Ciao. Niente, sei rifrizzato un'altra volta. Mamma mia, che connessione, ragazzi, dell'Afghanistan, dell'Uzbekistan, del Kirghizistan, mamma mia. Ma nemmeno perché lì fanno mining di Bitcoin e la connessione funziona. Lui col cazzo proprio. Mi sentite? Adesso sì. Oddio, buono. Ci sei? Ce la fai? Sei connesso? No, non è connesso forse. Cosa sto facendo? Ma cosa si sta specchiando? Cosa sta facendo? Si sta guardando se ha brufoli. Mi sentite? Ti sentiamo. Per la quinta volta, sì, ti sentiamo. Ma prima non vi sentivo voi, scusa. E allora che cazzo chiedi se non senti? È colpa tua, è colpa nostra. E beh, per capire se No, io non c'ho parole. Cioè, te sei peggio del carabiniere che per girare la lampadina gira lui. Cioè, se non ci sente, però fai domande. Questo è futurismo, è veramente futurismo. Stavo dicendo, tu non ti puoi lamentare della vivibilità di Cagliari a livello di eventi e cazzi e mazzi quando vivi con 2 caprioli e Heidi. No, Miro, non mi puoi cadere così, Miro. Dai, Torino, sono 3 caprioli. Allora, a parte la differenza di dimensioni tra Torino e Ma tu non stai a Torino, non fa il paraculo. non sto a Torino e Prima dice che in ma provincia di Torino, poi dice che è di Torino. quello è il mio metro di ma infatti io non vedo l'ora di andarmene. Non è che io sono contento di dove vivo, cioè questo sia chiaro, è la premessa ad ogni mia live video. È terribile. Io la prima cosa che farò nella vita è che sarà comunque vado un successo, anche dovessi morire in una strada e andarmene dall'Italia, assolutamente. Ah, proprio dall'Italia. Sì, assolutamente sì. Audace il ragazzo. Ma in tutto Coraggio, questo però manca l'unpopular opinion di Tommy. Ah, giusto. Unpopular opinion perché tanto sono sicuro che a molti di voi piace, ma a me latino fa cagare, punto. Latino? La Ma scusa, ma questo è popolari... Ma no, ma Tommy, no, allora non hai capito il gioco. Tommy, Che cazzo vuoi? Allora, ma scusa, ma sono in una live di gente che ha fatto latino 24 ore su 24. Ma io non l'ho mai fatto latino. Allora, io ho fatto latino. Non mi ha fatto impazzire, non mi ha fatto cagare, ma se tu vai da 1 milione di persone, 990.999 ti diranno che il latino non l'hanno fatto, gli ha fatto cagare. Che cazzo di un popolo opinione è? Di una popolo opinione. Va bene, stavolta devo dare ragione a Mattia. Ci scandalizzi. Va bene, cambio. Però devo pensarci. Ci devo pensare. Cioè, ti hai pensato finora a questa stronzata? No, voi adesso cambia e dice che il latino gli piace. Questo niente. Te la puoi cavare così, esatto. Te la puoi cavare come ha detto Miro. Adesso di che il latino ti piace, almeno è impopolare. Allora, cosa posso Questa dire? rientra nelle esperienze destabilizzanti di cui ho vissuto a Cagliari. Conoscere Tommaso Locci. Ti ha destabilizzato guarda come prende tempo psicofisico. Ragazzi, che cazzo posso dire? Non ne ho un popular opinion. Allora ne dico molto popular. Io, visto che Nico dice dovete dire cose che sapete fanno incazzare come ha fatto Matti. Io te ne dico una. Secondo me il black humor non esiste, perché si può scherzare assolutamente su tutto. È la gente che è troppo perbenista. No, su questo sono disaccordo.
Assolutamente. Su tutto no, su tutto Io secondo me scherzo su tutto. No, allora, infatti io sono in disaccordo, cioè rispetto la tua opinione, ma non sono d'accordo, nel senso che secondo me ci sono alcune cose, cioè c'è un filo sottile, chiaramente, poi sta anche alla sensibilità delle persone con cui interfacci, evidentemente, però c'è un filo sottile che secondo me quando lo superi passi dal appunto fare battute e quant'altro a offendere, secondo me, pesantemente magari le persone, quindi no, secondo me... Però quello va in base alla suscettibilità del carattere. Sì, l'ho detto prima, cioè dipende dalla persona che è davanti, quindi è un grado abbastanza opinabile, sicuramente soggettivo, quindi su 100 persone in platea ci sta che 40 li fai scompicciare dalle risate, 60 ti aspettano fuori appunto per vergarti o viceversa, sicuramente, però ecco, io personalmente sono di quelle, farei parte probabilmente dei 60 che ti vengono a vergare nel caso se superi il mio limite. Miro, allora ti faccio una domanda su questa cosa, perché sono contento di aver trovato un mio simile. Sì. Senti, ti volevo chiedere, ma te quando percepisci che magari il tuo scherzare eccessivamente dà fastidio, no? Magari se cioè che ne so, che scherzi su tutti gli argomenti, su tutte le cose, la prima cosa che ti viene in mente, e noti che magari l'altra persona non è che si infastidisce, ma sta un po' sulle sue... Cioè tu non ti succede magari che ti blocchi un attimo, entri tu stesso a disagio, cioè ti infastidisci anche tu del fatto che l'altro sia infastidito, no? Sì, e più che altro penso, la domanda che mi faccio è: ma che ti è morto il senso dell'umorismo? Perché io scherzo veramente su tutto, su qualsiasi argomento, cioè io so dell'idea che ogni cosa può essere presa per il culo. Poi è chiaro che, come dice quel comico britannico di cui mi sfugge il nome adesso, che è un grande, il problema non è dire le cose, è se a te importa che qualcuno poi si incazzi o meno. Ma il problema non sta nel fare la battuta. Ma scusami, Miro, ti faccio ora, voglio entrare proprio nel vivo della questione perché ci tengo. Parliamo ad esempio, tu fai una battuta a una persona che magari conosci e non conosci, cioè conosci poco, alcune cose magari non le conosci, fai una battuta sgradevole, non lo so, su un handicap, faccio un esempio, prendo una cosa del genere, e magari appunto quella persona, non lo so, ha una persona a lui cara con un handicap, cioè ti rendi conto cioè, di questa cosa, quindi te continui a pensare in quel momento che il senso dell'umore lui non ce l'abbia da questo punto di vista, nel momento in cui gli hai fatto una battuta che lo tocca dal vivo, quindi ecco, io non ti parlo di me ad esempio che potrebbe ugualmente infastidirmi, te lo dico, se fai una battuta magari su un handicap, mi darebbe fastidio a prescindere anche se non conosco qualcuno e non ho qualcuno a me vicino con un handicap, però vedendolo proprio vivendola con una persona che la vive in prima persona, ecco, continueresti a pensare cazzo, gli è morto il senso dell'umorismo, o magari dentro di te diresti fermo un attimo, gli chiedo scusa perché non sapevo appunto di questa cosa. Sincero, ovviamente. Chiaro che in quel caso, ovviamente per rispetto della persona, non andrei a toccare più quel tasto, perché magari non conoscendola prima e non sapendo i vari trascorsi, uno può fare una battuta simile. È chiaro che se ci rimane male capisci che c'è un trascorso dietro che ha portato a quella sua reazione, e io lì mi fermo, vuol dire che quell'argomento è off limits, perché comunque ti causa dei sentimenti negativi. Poi è chiaro che non è che siamo bestie, cioè nel senso non è che penso gli altri siano bestie. Se so che c'è un argomento che tocca un po' di più, tendo a magari evitare quell'argomento, a farne una battuta. Però potenzialmente con una persona che non ha, chiamiamoli tra miliardi e miliardi di virgolette, dei limiti a livello di battute, io non mi pongo freni, vado spedito, ma questa cosa la unisco anche all'autoironia, perché non sono quello che fa le battute su tutti e poi se la fanno a me mi faccio rodere culo. Verissimo, esatto. Non avrebbe senso. Se tu giochi, certo, devi stare il gioco poi. Sicuramente è coerente da questo punto di vista, quindi anzi hai fatto bene a precisarlo, ma comunque è coerente. Però ecco, volevo sapere cosa ne pensavi proprio rispetto ad una situazione pratica come questa. No, chiaro, se c'è un trascorso dietro che ti causa delle
delle cose, è normale che io poi con te su quell'argomento non faccio più battute, anche per una semplice forma di rispetto. No, questo, ecco, volevo capire questo, nel certo. senso, perché, cioè, ovvio che, ti ripeto, ci può essere quello semplicemente come me, che magari gli darebbe fastidio a prescindere, perché io lo ammetto, mi darebbe fastidio a prescindere una certa tipologia di battute, perché mi dà proprio noia, però, ecco, magari chi invece è toccato da vicino da quella tipologia di situazione magari delicata, magari volevo capire, insomma, come ti rapporteresti con quella. Mi hai risposto, quindi ok. Intanto, Tommy, hai avuto tempo? Hai pensato alla tua unpopular opinion? No, io stavo ascoltando voi. Vabbè. Ormai non me ne frega più un cazzo. Allora, senti Miro, non me ne frega più niente. La live c'è un tasto, rimuovi. Cioè, io l'ho pure chiamato per venire, l'ho pure chiamato. Mi hai pure chiamato. No, impressionante, L'hai fatto tu, mica io. Allora, Amico, ti dici. faccio una domanda. Guarda, voglio dare altro tempo a Tommy, che si spera insomma riesca a trovare una popular opinion. Allora, ti faccio entrambe le domande. Sulla prima penso che la risposta la sappia già, però chi lo sa, e la seconda invece. Allora, la prima è se hai mai non dico dubitato dei tuoi gusti sessuali, però semplicemente se ci può essere stato in un qualsiasi momento della tua vita una strana sensazione, diciamo, che ti portasse appunto dall'altra parte, quindi non diciamo verso le donne, mentre l'altra invece ti chiedo se qualcuno in maniera proprio spudorata, quindi chiara, non con occhiolini, insomma, diciamo azioni che potevano essere travisate eccetera, ma proprio in maniera chiara, diciamo un uomo, un maschio ti ha fatto delle avance e ovviamente cosa hai detto, insomma. Allora, la prima domanda è no, sempre stato etero, non ho mai avuto dubbio o anche la minima attrazione per il mio stesso sesso. Mentre per la seconda è successo, e tra l'altro svariate volte, non poche, nel senso, io ho sempre detto che in maniera sui social, scusami, sui social o direttamente di persona, così no, almeno di persona, per contestualizzare. Di persona, ok. Di persona. Non so nemmeno per quale assurdo motivo, perché fossi un adone capirei pure, però vabbè, cioè, de gustibus, nel senso, cioè, siamo tutti sì, per carità. belli da quel punto di vista, cioè nel senso, Sono un gusto di merda, però no, ma che non è vero, dai, ma che cazzo, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, cioè, siamo tutti diversi, quindi ci sta che qualcuno avesse trovato in te qualche caratteristica particolare, perché no? Tra l'altro ti racconto questo aneddoto perché una volta è successo quando eravamo ad un Luna Park a Roma. Io ero con mio cugino e mio nipote che stavamo portando al Luna Park per farsi divertire, e c'era anche la mia ragazza. Eravamo andati su questo cazzo di Brucomela e c'era il giostraio che, vedendo la mia ragazza che si stava sedendo vicino a me, l'ha mandata in fondo al Brucomela da sola e ha continuato a servire e rivolgermi parole carine solo a me, mettendomi in una situazione di estremo disagio. Immagino. E non è stato l'unico, purtroppo. Cioè, ne ho ricevute abbastanza di avanza. Wow, vedi, allora ho fatto una bella domanda. Dai Tommy, ora tocca a te, io non so più che cosa chiedere a me. Una ce l'ho. Vai, alleluia, l'ha partorita, dai, vediamo. Allora, a me piace l'estate, ma mi fa cagare il mare. Essendo sardo, sì, non mi piace andare molto al mare. Cioè, a me piace l'estate, però preferisco fare l'estate in città, magari facendo sempre viaggiando, piuttosto che andare al mare. Con 40 gradi e là. Pur avendolo, sì. Questa è impopolare davvero, non la capisco. Ma infatti... No, vabbè, se conosci il soggetto la capisci. Ascolta. Ma perché non te vai a fanculo? E soprattutto, perché continui a venire a Cagliari? Perché continui a venire a Cagliari? Cosa molto più importante. Purtroppo quel cesso di squadra è a Cagliari. No, comunque c'è stato questo... adesso vi racconto questo aneddoto, che io ho fatto 20 giorni dal 2
al 22 agosto, quindi ho passato anche Ferragosto a Milano dai miei cugini al posto di stare in Sardegna. Sì, sono un pazzo. Ma in città? Però a Milano, in Lombardia. Così pazzo, ma cioè il nord ad agosto è una cosa Sì, cioè, senza sono senso. molto Cioè, è una pazzo. C'eri martellata sui soltanto coglioni te proprio. e qualche ottantenne che è rimasta lì perché non sapeva No, ma dove perché andare. Che poi, tra l'altro, tra l'altro io tra l'altro questa pazzia l'ho fatta nel 2020, quindi nell'anno del Covid. Esatto. Minchia. E poi hanno aperto tutto, ho detto cazzo voglio viaggiare, e pur di viaggiare ho fatto questa pazzia. No, Ad vabbè, agosto sono andato... Queste le batte tutte, queste le batte no, veramente. l'ho pensata bene questa. Sì, no, veramente, ne basta la pena come popular opinion. No, però però... che è un popular opinion è feticismo strano. È masochismo anche, Sì, direi. ma anche perché mi immagino tanti che mi invidiano, oh, hai il mare. Però sì. sono più tipo da andare in città o comunque da fare viaggi, da fare qualcosa di diverso. Cioè, perché comunque il mare, poi è anche una questione mia personale, perché comunque diciamo che non mi piace mostrarmi troppo, e quindi il mare diciamo che a petto nudo in costume. puoi ripetere la frase che hai appena detto, Tommy, per favore? Che a me questa cosa del mare, di mostrarsi, a me non piace a petto nudo così in costume, ma anche perché io non ho niente da mostrare. No, aspetta, Anche ragazzi, qua ci vuole la controprova, censurerò il numero. Questa è l'immagine di Tommaso su Telegram. No! Sei un incoerente! Oh, pagliaccio! Allora, quella è una foto veramente figa. Quella è una foto veramente figa. No, basta. No, guarda, io non avrei mai pensato di dirlo. Do ragione a Mattia, lì c'è un tasto, rimuovi, cioè veramente, io non sono per rimuovere la gente, però dopo questa veramente... È una foto. No, No, cioè me la stai a menare e poi foto del profilo di... Altra No, Tommy, mi stai scendendo. No, assolutamente. Cioè, guarda, piuttosto ti perdonavo di essere andato a Milano d'estate, ma non questa cosa. Questa è incoerenza. Questa è incoerenza, lo so. Raga, date troppo peso a Telegram. Io Telegram lo uso giusto per i consigli giusto per consigli per le schedine e basta. Miro, ti faccio un'altra domanda. Vai. Ti faccio un'altra domanda. Ormai mi stanno venendo un po' a ruota. Il cibo più strano... Sì, allora, me ne sono venute in mente due. Il cibo più strano che hai mangiato. Ok. E l'altra, se ti è mai stato proposto, sempre l'argomento diciamo così, una cosa a tre. Ok. Allora, il cibo più strano l'ho mangiato, penso, quando ero piccolo, che è una cosa abbastanza normale, ma se ci penso adesso vomito, che è il cervello di mucca. Se non mi sbaglio era di mucca. E no, sfortunatamente no. Mi è piaciuto lo sfortunatamente. Onestà. Se te lo proponessero, quindi attenzione, perché questo sfortunatamente mi fa pensare che se te lo proponessero... Miro secondo me accetterebbe solo con un altro uomo. Se non hai capito, rifaccio. Oh raga, domanda... Comunque c'è una domanda interessante. C'è una domanda interessante qua. Qual è la vostra pornostar preferita? Io lo sapevo che saremmo andati a finire lì. Vabbè, raga, io sono patriottico e vi dico Martina Smeraldi, senza ombra di dubbio. Vabbè, giustamente. Barbara Gandalf. Oh. No, io volevo sapere anche quella dell'Eccelso, però. Ma io vi dico, io sono molto più appassionato del genere. Ecco, come dico per i calciatori, bisogna cercare le caratteristiche, non i nomi.
Bravo, guarda, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Stavo proprio pensando come faccio a dire questa cosa. Mi hai tolto le parole di bocca. Proprio la penso esattamente. Più nel contesto della situazione, capito? Il contesto della situazione caratteristica. Il preambolo, capito? Certo. Bravissimo. Esatto. Guarda, io nomi non me ne ricordo nemmeno uno, però sì, sono d'accordo con Matti, guarda. Bella chiamata, sì. Di classe. Sì. Di classe. Esatto. Questa se l'è gestita. Se l'è gestita, è vero. Intanto rispondo a 2 domande al volo. Che lavoro fai? Il lavoro su gli scuolabus. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Uno dei tanti è venire prima o poi in Sardegna. E quando ti sposi, potenzialmente mai. Vorrei avere figli con la tua compagna? Assolutamente sì, in un futuro molto prossimo. Se sì, quanti ne riuscirò a gestire? Se comincia con 1. Futuro molto prossimo, hai detto, Miro? Certo, perché prima mi devo sistemare io prima di potermi permettere un figlio. Però prossimo, scusa. Molto prossimo, molto lontano, non molto prossimo. Molto lontano, quando si potrà fare, non adesso. Ok, quindi Vabbè, se diciamo fra 6 mesi Milo diventa ricco sfondato, penso che va bene, insomma, si può certo. Cioè, quindi tra 6 mesi se ho lo stesso conto in banca dei Giulini, sì. Se no. Attenzione, perché il conto in banca di Giulini potrebbe subire delle variazioni in negativo. Ma rimane comunque in positivo. Dici, Sì, dai, effettivamente hai ragione. Dei Giulini, non del Cagliari, di Giulini. Di Giulini. Sì, giusto, hai ragione, è vero. Non del Cagliari, di Giulini, è vero. Ma anche quello di Cristiano Ronaldo non è che mi schiferebbe, Cioè, assolutamente. Alla fine 200 milioni all'anno. Ma direi una caccola, no? Assolutamente. Ok. Io in tutto questo sto prendendo tempo per aspettare Pietro che tempo di dillo. Sto pensando, tempo esatto. di dillo è entrato. Eccomi ragazzi, scusate l'assenza. Ti sei perso il periodo porno praticamente. Vabbè, me lo recupero appena finita la diretta. Vai. Intanto, però, giriamo anche a te questa domanda. La tua pornostar preferita? Allora, tu già lo sai cosa ne penso dei porno e lo dico anche qua. Tanto non me ne frega un cazzo. Io non ho una pornostar preferita, ma per il semplice fatto che nella mia vita non sono mai riuscito a usare il porno come strumento sessuale, per il semplice fatto che vedere quelle scene lì in quei contesti lì mi fa scompisciare dal ridere. Quindi cioè perché io pensi al cameraman che sta col paraschizzi così. Come disse una volta Miro, metto il pollice sopra. Vabbè, quella è una perla di nozione, è per pochi. Quindi niente, no, non ho una pornostar preferita e non intendo averla. Secondo me la pornostar preferita di Pietro è Pietro stesso. Dici? Sì. Può essere, ma ti immagino davanti a uno specchio tutto preso. Guarda, a muovermi la pancia. Bello, anche qui futurismo a go-go. Comunque ragazzi, 1.5 quasi ce la siamo fatta. Sì. Ti abbiamo in qualche modo spulciato bene. Sì, perché mi avete fatto un botto di domande, manco mi sono preso l'acqua, c'ho la gola in fiamme. Io vi devo ringraziare perché è stato veramente fantastico. Cioè, pensavo che sarebbe venuto una merda, invece è venuto una figata. Ho visto. Dovremmo creare un cazzo di format in cui siamo noi 5 a parlare di tutto tranne che di Cagliari. Quando vuoi. Quoto in toto. Cioè, è veramente fighissimo. Sì.
anche perché poi ce ne stanno di argomenti ancora di cui dover parlare, quindi La voglia. Valanga. Tanto si arriverà sempre allo stesso punto. Sì, lo spunto c'è sempre. L'importante, ricordatevelo, non invitare Tommy e non chiedergli gli unpopular opinion. Cioè, Pietro, sai qual è l'unpopular opinion di Tommy? No. L'unpopular opinion di Tommy è che il latino fa schifo e non gli piace. Wow, originale, porca troia. Verrai bullizzato a vita per questa ragazzi, cosa. questo è Mamma bullismo. mia. Infatti. Chiedo aiuto a YouTube perché questo è bullismo. Mamma mia. Segnala la live. Esatto. Cyberbullismo. Esatto. Ragazzi, io denuncio questo bullismo nei miei confronti. Spero Ma che, sì, ma è spero che le innocente. autorità, spero che le autorità possano fare qualcosa. Che essendo anche il più piccolo sono più facilmente bullizzabili, quindi chiedo aiuto. Devi subire un po' di sano nonnismo. Ci sta. Ci sono passati tutti, quindi ci devi passare anche tu esatto, lo l'esperienza. passare pure io. Io prima vedevo Esperienza l'Eccelso che formativa. blaterava. Che cazzo vuoi? Io? Sì, prima parlavi. Parlava, Mi sarà bloccata la parlava connessione. coi muri. No, Ma che cazzo dici che stavi parlando? che cosa ho detto? Non mi ricordo, non ho detto nulla, mi sembra. Andiamo Già sei bene. messo bene, Mattia, mamma mia. Dai, te lo compilo io il modulo PA 104, non ti preoccupare. Manda, ecco, che mi anticipi anche, ti mando i miei dati, me lo compili, almeno viviamo di sussidi statali. Tanto guarda, la visita all'INPS per farsi dare la 104 è una cazzata. Ti chiedono se sai fare le scale autonomamente, tu fai finta di cadere e ti danno la 104. Esatto. Allora, perfetto. Ragazzi, io direi che è ora di andare perché si è fatta una certa. Direi Ringrazio di sì. il buon Eccelso, il buon Tommy, il buon Pietro e il buon Babbo Casteddu Andrea Mereu per aver partecipato e per essersi prestati a questa pagliacciata. È riuscito anche bene poi. Sì, perché noi le pagliacciate ci vengono molto bene. Benissimo. Modestamente. Siamo youtuber e parliamo di Cagliari. Chi è più pagliaccio di noi? Cioè, trovatemene uno. Questo è anche vero. No, vabbè, saremmo pagliacci se fossimo pagati dal Cagliari per farlo. Giusto. Zitto che Giulini non vuole che si sappia. Che cazzo dici? Chiedo scusa, presidentone. Ecco perché è da 2 mesi a questa parte che non parliamo più di Giulini. Spiegato tutto. È ovvio. Ma che cazzo? Minchia, ti ha appena detto di non dire niente, tu lo spieghi tutto. Sei veramente rincoglionito, Tommaso. Ma io, oltre a mutarti, farei anche così, che è anche più bella e più ordinata la live. No, pure Andrea se n'è andato. No, allora ci sono. Aspetta, ci sono, eccomi. Okay, no, ok, ritornato Andrea può andare via Tommy, perfetto. No, però lo mettiamo al posto di Pietro, deve essere ultimo così. Tommy. Vabbè, ok. No. Ma io posso modificare le impostazioni del tuo microfono, quindi bello, prova a parlare. Bello, l'ho mutato, che bello. Ma come, Miro, pensavo che tu lo sapessi. No, posso regolare proprio il volume. Adesso ha di nuovo la voce. Il volume. Ok. Quindi, ok, perfetto. Ok, adesso hai di nuovo il volume. Volendo puoi parlare. Non ti darò questa soddisfazione. Ma non sei appena obbligato, fatto. Tommy, cioè. Lo hai appena fatto. Grazie Nico, arrivo un po' tardi sulle scoperte tecnologiche. Io ragazzi vi do la buonanotte, non appena torna anche Andrea, così siamo tutti belli insieme nella nostra bellezza. Eccolo, guardate quanto è bello Andrea. Che pelato hai visto? Adesso siamo in buona compagnia, Andrea. Io vi do la buonanotte, vi ringrazio anche a voi altri tutte per le domande, per aver partecipato, siete stati veramente fantastici. Grazie a te. No, grazie Miro. Stavo ringraziando chi ci ha seguito, non te.
vanitoso del cazzo che ti metti sempre in mezzo, egocentrico di merda. E con questa ventata, Oh, attenzione. Inaspettato. incredibile. Colpo di scena sul finale. Esatto. Solitamente sono io quello che viene. Esatto, stavolta è lui. Vi do la buonanotte dicendo: io e Andrea abbiamo come obiettivo quello di mandare fallito Head and Shoulders. Buonanotte ragazzi. Esatto. Buonanotte ragazzi. Ciao ragazzi.